onori alle vittime delle foibe. La commemorazione delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra, tenutasi presso la chiesa votiva in occasione del giorno del ricordo, ha suscitato grande commozione. Noi siamo venuti qui per innalzare le nostre povere preghiere e deporre i nostri fiori, ma anche per apprendere l'insegnamento che sale dal sacrificio di questi morti. La celebrazione ha incluso la solenne deposizione di 2 corone di alloro presso la lapide della chiesa votiva alla presenza delle autorità civili e militari, rendendo il tributo ancora più significativo. Il giorno del ricordo è sicuramente un momento di incontro e riflessione, ma anche l'occasione per ricordare tutti insieme le terribili persecuzioni subite, le migliaia di vittime eliminate fisicamente ed infoibate. Questo giorno fa riaffiorare momenti di immenso dolore, come nel caso di Maria Luisa, che a 85 anni assieme ai nipoti non ha ancora un luogo dove commemorare suo padre, il carabiniere Guido Gazzola, in servizio alla stazione di Pogliane ad Abbazia. Guido fu ucciso nel 1944. Non abbiamo mai trovato il corpo, mai trovato niente. Capire dove l'hanno messo e come è successo, perché è sempre per sentito dire, ma qualcosa di certo non l'abbiamo mai avuto. Il nipote, che porta il suo nome, spera un giorno di poter portare un fiore dove riposano le sue spoglie. Mia nonna me ne ha parlato talmente tanto da piccolo che è come l'avessi sempre conosciuto. Era carabiniere a cavallo, scelto, sparito, non si sa se è stato giustiziato, fucilato, infoibato.